Benvenuti a questa affascinante discussione su Santa Lucilla, una figura misteriosa e affascinante della storia cristiana. Nonostante le poche informazioni concrete su di lei, la sua storia e la sua leggenda sono intrise di fili luminosi che ci conducono in un viaggio attraverso l'alba dell'era cristiana. Seguiamo il suo percorso e scopriamo come la sua luce ha illuminato il cammino del cristianesimo. Nell'epoca in cui Lucilla è nata, i seguaci della nuova fede cristiana venivano perseguitati e la loro luce minacciata di essere spenta. Questa situazione di oppressione ha fornito il contesto in cui il nome di Lucilla è stato trasformato in Crepusca, un nome che rifletteva l'oscurità di quei tempi. La storia di Lucilla è avvolta nella leggenda, con fili luminosi e fantasiosi che si intrecciano. La leggenda narra di un tribuno romano di nome Nemesio che aveva una figlia cieca. Desiderando la luce dell'anima per sua figlia, piuttosto che la vista fisica, Nemesio chiese al Papa Santo Stefano di battezzare la sua bambina, che prese il nome di Lucilla. San Valentino, patrono degli innamorati, ebbe il miracolo di battezzarla e donarle la vista. Padre e figlia si convertirono al cristianesimo e la piccola Lucilla iniziò a irradiare la sua fede. Tuttavia, la sua luce terrena fu di breve durata, ma si accese in modo trionfante nel cielo dopo il martirio di entrambi padre e figlia sotto l'imperatore Valeriano. Questo episodio segnò la fine del loro percorso sulla terra, ma diede inizio a un nuovo capitolo nella loro storia. Il Papa Santo Stefano fece seppellire i corpi decapitati di Nemesio e Lucilla in un luogo segreto lungo la via Appia. Successivamente, il Papa Sisto II, il 31 ottobre, esumò i loro corpi per dar loro una sepoltura più degna. Questa festa ricorda quindi non solo il martirio di Nemesio e Lucilla, ma anche la traslazione delle loro reliquie. Le ripetute traslazioni delle reliquie di Lucilla e Nemesio sembrano avere un significato simbolico profondo. Lucilla, nata cieca e illuminata dalla fede, è stata ripetutamente riportata alla luce del mondo. Questo simbolismo rappresenta la scintilla della sua santità che ha segnato il trionfante itinerario del cristianesimo. Come un'alba, il cristianesimo è nato, ha iniziato il suo cammino lungo le vie consolari e si è affermato sulla terra, diffondendo la fiamma della carità attraverso le sue chiese. Santa Lucilla rappresenta una figura affascinante e misteriosa nella storia del cristianesimo. Nonostante le incertezze storiche, la sua storia leggendaria brilla di una luce intensa che ci ispira. La sua nascita nel periodo oscuro della persecuzione, il miracolo del suo battesimo e il martirio insieme a suo padre, tutto ciò contribuisce a tracciare un percorso di fede luminoso e trionfante. La festa di Santa Lucilla ci invita a riflettere sulla forza della luce interiore e sulla sua capacità di brillare anche nelle tenebre più profonde. Preghiera a Santa Lucilla di Roma. O Dio, che allieti la tua Chiesa nel ricordo di Santa Lucilla di Roma, vergine e martire, per la sua intercessione e il suo esempio, concedi anche a noi fortezza e purità di spirito per seguire Cristo sulla via della croce. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.